Parliamo adesso di Taranto Eco Forum, l'iniziativa, l'evento, insomma la terza edizione, l'edizione 2025 comincia oggi e a Taranto si terrà oggi e domani. Stiamo conoscendo, scoprendo i partner, i protagonisti di questa edizione. Oggi diamo il benvenuto a Buongiorno Taranto a Mattia Voltaggio di Eni Joule. Buongiorno. Pronto? Mi sentite? Sì, adesso la sentiamo. Buongiorno a Mattia Voltaggio di Eni Joule, benvenuto. Grazie a voi. Allora, raccontiamo insomma a chi ci sta ascoltando che Joule è la scuola di Eni per l'impresa. Mi corregga se sbaglio, è un acceleratore che nasce per sviluppare proposte di business all'interno di quella che insomma si chiama Clean Technologies, quindi in qualche modo parliamo di innovazione, di una sorta di incubatore di imprese. Mi corregga davvero se dico stupidaggini. Corretto, assolutamente. Nasce proprio per individuare realtà attive all'interno delle Green Technologies, quindi dai biocarburanti alle rinnovabili, alla cattura della CO2, tutto quello che può aiutare lo sviluppo di Eni nei suoi obiettivi di raggiungimento dell'azzeramento delle emissioni entro il 2050. Quindi nasciamo per catturare idee innovative e svilupparle e collaborare con giovani imprenditori. E quindi insomma Taranto Eco Forum anche il luogo ideale in qualche modo per andare a pescare idee, progetti, realtà che in qualche modo possono connettersi e dare vita a start-up e nuove idee che siano in grado di garantire sostenibilità e cambiamento. Taranto sta diventando un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. La città ha conosciuto una trasformazione incredibile negli ultimi anni. Ci sono moltissime realtà interessanti locali. La cosa più interessante è quello che si sta sviluppando nella sinergia con start-up e giovani che vengono da tutte le parti d'Italia e che scelgono anche il territorio di Taranto come ambito di applicazione. Quindi c'è non solo una grandissima offerta all'interno della regione Puglia in generale e in particolare di Taranto, ma comincia ad esserci anche un'attrattività generata da un ecosistema fatto da università, fatto da impresa, ma anche e soprattutto grazie a iniziative come il TEF. Ecco, a proposito di TEF, che è un po' diciamo in questo momento una sorta di raccoglitore anche di idee, di vetrina, di proposte. Certo. La domanda che stiamo facendo un po' a tutti, Voltaggio, è: come si fa a passare da un'idea a un'azione concreta, da una visione a un progetto reale? Non c'è una vera e propria ricetta, c'è quello che dicono i grandi imprenditori, che le idee senza l'azione successiva valgono a poco. Quindi come si fa? Lo si fa innanzitutto potendosi poggiare su un territorio che recepisce e accoglie l'idea e l'innovazione. Questo è il presupposto sul quale noi lavoriamo costantemente. Qui a Taranto lanceremo e annunceremo oggi un progetto che si chiama Taranto Open Lab, che si pone l'obiettivo di far quadrato, sinergia tra tutti quelli che sono le realtà già molto presenti all'interno del territorio, stringerle all'interno di un'alleanza di innovazione e fare in modo che questa grande creatività che viene dall'esterno della città, ma che è anche presente in città, sia sempre più poi trasformata in azione e quindi in impresa e in economia reale. Quindi uno dei primi presupposti è assolutamente quello. Insomma, poi la notizia ve l'abbiamo appena data, si chiama Taranto Open Lab e sarà presentato oggi al Taranto Eco Forum da Eni Joule. Io devo dire che insomma avrei titolato su questo a saperlo, invece l'ho scoperto anch'io, diciamo, mentre ascoltavo Voltaggio con voi. Quindi non resta che insomma prendere parte, partecipare e seguire il Taranto Eco Forum 2025. Intanto grazie a Mattia Voltaggio di Eni Joule per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi.